per fare un'operazione in cui salta qualsiasi ipotesi industriale, di insediamento industriale a Marghera, anche innovativo, anche nuovo, per fare spazio a che cosa? Guardate che finora si è fatto spazio a una logistica povera, che non dà occupazione, pile di container che sembrano dei grattacieli buttati lì nelle aree di Marghera. E guardate che quello che pensano è fare eventualmente di Marghera una sorta di reparto di spedizioni del nord-est, deserto industriale per avere l'intermodalità, scaricare e caricare un po' di merci da portare in giro per il mondo. Guardate che questa prospettiva è intollerabile. E credo anche che sia intollerabile un'altra cosa, e bisogna anche su questo, insomma, perché credo che poi quando si ragiona con i lavoratori tante cose in un qualche modo vanno in chiaro. Cioè il fatto che dentro una situazione così drammatica e pesante, con famiglie, qui compagni la denunciavano, cosa significa essere in cassa integrazione oggi, dentro processi di crisi, permettetemi questa considerazione, che hanno velocizzato tutti gli elementi negativi tradizionali delle crisi. Aspetta, perché oggi non è che ci impieghiamo 1 anno e mezzo a fare un'avvertenza, andiamo al ministero, discutiamo. Quando sei fuori 3 mesi dal mercato, sei espulso dal mercato, quella fabbrica non riapre più. A Pellestrina ha chiuso un cantiere con le navi sugli scali, col lavoro lì, e nel giro di 2 settimane 500 lavoratori sono stati cacciati e sono fuori e non sono più rientrati. Allora attenzione che noi siamo dentro processi che hanno queste caratteristiche oggi e ci si gioca tutto, non ci sono possibilità. Allora l'amministrazione comunale deve decidere una cosa, che queste lobby contano un po' meno e i lavoratori contano un po' di più, perché bisogna porre la questione di vincoli industriali su quelle aree, che se i vincoli industriali vengono rafforzati è l'unico modo per impedire le speculazioni, è l'unico modo per fare operazioni per cui si illudono i lavoratori. Chiudi la fabbrica, ti assumo in logistica, ma cosa volete che si assuma in logistica? Sono chilometri di banchine, sono deserte, perché le tecnologie oggi non producono più il fatto che ci sono le vecchie compagnie lavoratori portuali con 1000 lavoratori. È finita per tutti quella storia. E attenzione che un'operazione come questa indebolisce il territorio veneziano dal punto di vista sociale, economico e politico, e credo che quando si dice anche da un punto di vista politico sia chiaro cosa significa per un'amministrazione comunale che dovrebbe presentarsi al voto tra poco. Cosa significa un'operazione come questa? E guardate che questa è l'operazione che pensa grande. È scritto, è nel piano regionale di sviluppo, si chiama piano quadrifoglio, è molto esplicitato tutto. E dentro questo quello che io ritengo essere invece un'operazione di vero e proprio sciacallaggio, siccome l'ho detto altre volte, lo dico anche qui, è quella fatta da alcuni compagni cosiddetti tra virgolette di sinistra, che in una condizione in cui i lavoratori sono con le mani, con i denti e con le unghie a difendere i loro posti di lavoro a Porto Marghera, rilasciano dichiarazioni e documenti in cui spiegano ai lavoratori che siamo ormai a un passaggio epocale, è bene mollare tutto ed è bene decidere che a Marghera qui a qualche anno si faranno alberghi ed altre cose, proponendo ai lavoratori chimici e metalmeccanici fra 5 anni di andare a fare magari i camerieri e i piani dei nuovi alberghi che si costruirebbero. Guardate che queste cose sono intollerabili, perché ci dicono di una situazione nella quale chi dovrebbe oggi in questa fase essere più vicino ai lavoratori e difendere l'industria, come in un qualche modo si tenta di fare un po' dappertutto, sono quelli che invece rischiano di utilizzare proprio questa crisi per dare un colpo decisivo a Marghera e ai lavoratori. E come sapete, per le cose che si dicevano, un colpo oggi a Marghera potrebbe determinare proprio un processo irreversibile, nel senso che se parte un pezzo di chimica io non ho dubbi, cari compagni, che l'effetto sarebbe devastante, tremendo e tragico. Allora io penso che vadano sostenute le iniziative a favore dei lavoratori chimici, che sono la parte di emergenza più esposta oggi in questa fase. Credo che dobbiamo trovare momenti anche di intreccio tra le vertenze settoriali e quelle territoriali che vanno sviluppate e vanno mantenute. Dobbiamo rinunciare tutti alla nostra, come si dice, forte autonomia e identità che abbiamo, perché è bene su un terreno comune sviluppare iniziative comuni. Credo che faremo bene a riprendere a Marghera un'iniziativa forte anche di taglio confederale che rivendichi l'apertura di un tavolo governativo su questi problemi.